100 morti. Qual è la sua risposta? Lo dico con tutto il rispetto, ma penso che si stia facendo un grande errore in Olanda. Anche noi abbiamo fatto errori, quindi nessuno è immune dall'aver sottovalutato questa terribile epidemia. Anche in Italia noi abbiamo per alcuni giorni sperato che fosse possibile rispettare alcune regole di prudenza, quindi evitare assembramenti, affollamenti, che le persone stessero a distanza, eccetera, ma che fosse possibile tutto sommato vivere normalmente. E questa cosa non si può fare. L'unico modo per fermare l'epidemia è il lockdown. Noi ci siamo arrivati per gradi, avendo la sfortuna di essere stato il primo paese e la mia e questa provincia la più esposta di tutte all'epidemia nel mondo occidentale. Chi come l'Olanda, come l'Inghilterra ha alcuni giorni di vantaggio perché l'epidemia è in ritardo nei loro paesi, usi questi giorni a vantaggio della salute dei propri cittadini e quindi anticipi le decisioni, non aspetti che l'epidemia deflagri.